Se fosse una commedia, potremmo scomodare Shakespeare e intitolarla Molto rumore per nulla. Aveva agitato le redazioni padovane la convocazione alla conferenza stampa congiunta tra il sindaco Sergio Giordani e il proprietario del Calcio Padova Alessandro Banzato. In molti ipotizzavano che il tema dell'incontro fosse la cessione o l'affitto dello stadio Euganeo alla società biancoscudata. Non è stato così perché, come sottolinea il sindaco Giordani, è tutto ancora da fare. È tutto da fare, come ha detto Alessandro Banzato, siamo incontrati. Lui ha detto, in maniera molto pratica, per fare una grande squadra serve uno stadio, serve un centro sportivo. Ovviamente da piccola esperienza ho avuto solo un accordo con lui e per cui ho detto parliamone, per cui c'è stato un gentleman agreement che si chiama due lettere in cui non si dice niente. Loro dicono mi piacerebbe gestire lo stadio, incrementare, fare qualcosa. E il comune dice benissimo, siamo d'accordo. Vuol dire lavorare 6, 7, 8, 9 mesi, non lo so quanto, tra avvocati, nel bene, nell'interesse della comunità, nell'interesse del calcio a palla, nell'interesse di tutti quanti, per trovare una soluzione anche sotto l'aspetto economico. È evidente che il comune stia valutando la cessione dello stadio a Banzato, magari con un accordo simile a quello di Udine sullo stadio Friuli. E proprio all'Udinese il patron Banzato ha detto di ispirarsi come modello di calcio sostenibile. Se si pensa di andare avanti continuando a drenare denaro da chi è in quel momento in possesso, non si va da nessuna parte, bisogna costruire in qualche maniera una cosa sostenibile. Questo è l'obiettivo e anche l'obiettivo di questa lettera che il Calcio Padova ha scritto al sindaco, cioè cercare nel tempo di costruire una cosa che abbia una sua sostenibilità economica, sennò altrimenti dopo non si va da nessuna parte. Per ora la società ha quasi concluso l'iter per la costruzione degli skybox e il restyling della tribuna ovest, un'operazione che costa alle casse dei biancoscudati 1.200.000 euro. Siamo partiti dalla necessità di ampliare la tribuna d'onore, che è un requisito per regolamento per le società che rimangono in B per il secondo anno consecutivo, come siamo stati noi. Siamo partiti da lì per dare una veste nuova alla tribuna ovest, per cui abbiamo previsto insieme all'ampliamento della tribuna d'onore anche la realizzazione di 7 skybox, uno skybox centrale da 16 posti e 6 skybox, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra, da 10 posti ciascuno, e poi la realizzazione di una nuova sala hospitality. Adesso la piazza si chiede dove arriverà il patron di Acciaierie Venete con il Calcio Padova. Io credo che si debba cercare di essere sempre un po' ambiziosi, nel senso che bisogna porsi degli obiettivi che siano un po' sfidanti, però io insomma, sto cominciando a imparare che nel calcio bisogna anche andarci con i piedi di piombo, perché è un attimo che anche con le migliori intenzioni poi ci si incontri con delle difficoltà che non erano previste.